bisogno adesso di un sogno. In questa Dai, senti che strada parole. in cui mi ricordo. Senti che parole, senti che bello, senti. Ora è buio ed è vuoto intorno. Il vuoto intorno, si sente proprio Alla fine l'energia. sai che non dormo. Sai che non dormo perché Ma lui non dorme. Ha paura, ha paura. Lui lo sa che ha paura. Sì. Io ho capito che te sei Clementino e spacchi le vetrine, ma a me mi sta a spaccare proprio i coglioni. No, zitto, che dici? Ma Ma stai a parlare sopra, ma che sta Ma roba? no, io non mi sono permesso di parlarti sopra. Io ti come stavo no? facendo degli elogi. Dicevo che tu sei il grande ultimo, un grandissimo artista. Ma che mi sta a criticare? Ma sempre tutti a critica Ultimo, ma pure no. qua, ma che ci avete contro Ultimo? Ma poi chi siete per criticarmi? Ma te mi hai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te mi hai riempito lo Stadio Olimpico? No. Ma te mi hai aperto una bustina di maionese senza usare i denti? No, nemmeno. Io sì, e allora muto, capito? Ma io volevo soltanto presentare il tuo album Solo. Ecco, come mai questo titolo così bello, Solo? È perché il tipografo è indeficiente. Quello non doveva essere il titolo, doveva essere il prezzo, solo 9,90 euro. Ma sei dimenticato di stampare il numero, per cretino. Ma scusami, 9,90 euro non è poco per un album. Ma che mi sta a criticare? No. Questo mi sta a criticare. Ma chi siete per criticarmi? Ma te mi hai vinto Sanremo Giovani? No. Ma te mi hai riempito lo Stadio Olimpico? Nemmeno. Ma te sei mai lavato i denti senza far andare a finire il dentifricio nel lavandino? No. Io sì. Ma te sei mai mangiato una bruschetta senza far cadere i pomodorini? No. Io sì. Ho capito. Ma te hai mai fatto la pipì senza che l'ultima goccia te va nelle mutande? No. Io sì. Ho E capito. allora muto, Clementino, muto. Sono muto. Dai, facci sentire una canzone ultima, dai. Vi Dai, faccio dai. sta canzone che ho scritto oggi, visto che è Pasquetta, mi sono sentito ispirato. Oggi. E ho scritto una canzone scritto oggi. sulla Pasquetta, che proprio non la sopporto, che non capisco perché ogni anno succede sempre la stessa storia. Vai. Anche stanno ci organizziamo, ma non sappiamo mai dove andiamo. Se devo indovinare così a naso, te dico che se va a roccaraso. E ho paura che il piano tattico è partì alle 6 per scansare il traffico. Dopo 6 ore siamo arrivati, perché comunque alla fine se siamo imbottigliati. Chiaramente. Sta quella che in cucina è negata, che ha fatto il dolce pure a frittata. Mentre vedo che come ogni anno sta per piovere, sento muovere nelle viscere. Ho bisogno di andare proprio dove sei tu, che mo pure al ritorno Guarda che bello. non arriviamo mai più. Sta giornata non c'ha senso, il traffico è intenso, devo andare pure al cesso, non ce vengo mai più. Signori, ultimo, Francesco Grazie. Cicchella.